La gioia è la cosa più banale che potrei dire, però lei è tutto per me. Se non hai qualcuno è difficile affrontare qualsiasi malattia. Poi se hai anche un tumore al pancreas e si sa che magari non tutti riescono a uscirne, serve il supporto morale non solo delle persone a fianco, ma anche il supporto morale del proprio amico a quattro zampe. È stata una lunga battaglia, ma alla fine Joy, Barbara e Antonio ce l'hanno fatta. L'ospedale ha concesso il nulla osta affinché il Labrador possa stare con la paziente durante la chemioterapia. Un sollievo enorme per Barbara, alla quale il tumore al pancreas fu diagnosticato proprio da Joy, che insistentemente le aveva messo il muso nel punto malato nei mesi passati. Perciò le do la vita a lei, diciamo così. Diciamo che lei è la mia pet therapy e la mia psicologa. Un animale d'affezione è ben più di un amico, è un dottore, uno psicologo, una spalla, la scienza lo ha stabilito da tempo. Barbara non vedeva Joy da Pasquetta quando era stata ricoverata per un'ulteriore operazione alla quale seguirà una chemio, nella quale stavolta avrà la pelosona al suo fianco. Commosso il marito Antonio, che ringrazia tutto lo staff ospedaliero di Treviso Montebelluna e l'associazione Angeli con la Coda, e l'ultimo pensiero è per il percorso e per il futuro che verrà. Grazie a Dio Barbara è stata premiata, ha avuto anche l'avvicinamento della Joy, dove ha potuto accarezzarla e toccarla e soprattutto guardarla. Gli occhi di Joy e gli occhi di Barbara, entrambi erano tutte e due lucenti. Per questo diciamo grazie a tutti e grazie di cuore. So che da oggi partirà, lo sentiamo, partirà una nuova era, un'era molto più umana, molto più vicina ai pazienti che vivono, ripeto, delle difficoltà nel percorso di malattia.